Siamo con Andrea Sinigaglia di Vicenza, che è uno dei promotori del Comitato per il Censimento del Popolo Veneto. Lei però fino a poco tempo fa di tutte queste tematiche non sapeva nulla sostanzialmente. Come l'ha scoperto? Assolutamente estraneo fino a un anno fa circa. Dopodiché, per vie traverse, sono venuto a conoscenza di questi personaggi, di questi mostri sacri, che ha cominciato a parlare del popolo veneto, e già era la prima volta che sentivo parlare di popolo veneto. Basta politica, basta partiti, popolo veneto solo. Mi è stato un trave che mi si rimane a pancia e quindi emozionale al massimo. E me gara pio che c'è poco da fare, per cui ho vissuto venire, ho vissuto partecipare, continuo a farlo. E la cosa, ogni volta, ogni mercoledì che vengo quasi è una serata culturale perché imparo qualcosa, perché espando la mia conoscenza di quello che è il popolo veneto, di quello che somiglia, la mia casa, la mia terra, il mio sentire, mi da boccia quando che vedevo il gonfalone, dico, Madonna, che bella, che bandiera! Già era la mia bandiera, già era la mia roba, proprio una, boh, probabilmente una roba che non è sangue, non lo so.